Benvenuti al mio nuovo video. Oggi siamo a Cortina d'Ampezzo e facciamo il sentiero, il percorso dei 5 rifugi più 1 in mountain bike. Sono in compagnia di Enrico, Ciao. Moro, Cece, Matteo e Massimo. Massimo saluta. E dormiremo al rifugio Biella. Ciao, a dopo. Oggi la giornata è stupenda, siamo a fine settembre, temperatura perfetta. Facciamo circa 1400 metri il primo giorno di dislivello e 26 km. Poi dormiremo al rifugio Biella. Fino a intercettare la ciclabile Cortina d'Obbiaco e seguiremo fino circa a Cima Banche, al passo Cima Banche, un po' sotto, e poi in direzione Rastua. Guardate che spettacolo, la Cortina d'Obbiaco. Il giro dei 5 rifugi, pur essendo eticamente accessibile, regala un'esperienza vincente attraverso stupendi paesaggi. La strada si sviluppa principalmente sui laghi sterrati, evitando quasi completamente l'asfalto. Adesso facciamo Val de Gotres, Porcelle alla Rosa. Da Cortina, ciclabile, prima di Cima Banche facciamo questa, giù alla Malga Rastua, Sennes e Biella. Dormiamo qua. Tira, bella tosta qua. La magia di questo itinerario risiede anche nel fatto che attraversa due incredibili parchi naturali: il Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo e il Parco Naturale Fannes Sennes Valles. Guardate che pendenza, 20%. Croda rossa, e quella rossa. Di discesa scendiamo circa 200 metri di dislivello fino al Malga Rastua. Guardate che spettacolo, guarda dove vi porto! Anche oggi nuova avventura. In teoria il rifugio Sennes e il rifugio Biella è dietro là, secondo me. Tutta sta fatica qua per niente. Se ricomincia la salita. Tosta. Cos'è il 20%? Così si fa le salite in mountain bike, spingendo, ma siamo al 20% qua sul serio. Di più forse. Quant'è, Matteo? Di più del 20. Impossibile farla. Una muscolare è impossibile. Nicolia per il giro. Guardate che rampa, e manca ancora un bel po'.
Fatta tutta. Sì, no, perché? No, ma è un topo che è molto su. Sono stato 3 anni dietro. Domani. Croda del Becco, mi sembra che si chiama. Manca poco al rifugio, chilometro e mezzo siamo arrivati, il più è stato fatto. Per la notte, rifugio Biella, e questa è la nostra visuale. Sistemazione. Perfetto! Prima volta in rifugio si dorme? Non dormire mai. Il Cece è già addormentato. Adesso andiamo a mangiare. Tito! Manca? Ah, manca Cece. In rifugio, nessuno ha dormito, poche ore, a parte mio fratello, secondo me ha dormito 8 ore di fila. Dormito? Benissimo, io benissimo. No. Una notte quasi in bianco, si riparte al rifugio Sennes, poi Fannes, e facciamo i 5 rifugi, adesso non me ne ricordo tutti. Questa è la nostra veduta di stamattina. Facciamo il shag all'ammortizzatore. Guardate che spettacolo. Si parte e vai. Ciao. Tempo fantastico. Sì, perfetto. Rifugio Vedra. No. Scusi. Per Santiago. E qui? Qui? No, che l'era passato per Vedra. Ciao. Bello ripido la discesa, stare attenti. Rifugio Pederù, pendenze al 30%, bello però. E poi si ricomincia a salire. Pederù. Adesso risaliamo per
600 metri. La Varella, 5 minuti, facciamo una piccola pausa. Rifugio Fannes, l'ultima salita fino in cima là, poi tutta discesa fino alla macchina. Sì, adesso. Rifugio Fannes, sotto lì. Facciamo 10 minuti a piedi e andiamo a vedere le cascate dei Fannes. Se passa sotto. Ah, che bello! Giro impegnativo, adatto soprattutto per le mountain bike, bici elettriche. Per i muscolari bisogna spingere un bel po', o si è atleti al 100% o se no si spinge. Molto scenografico, bello, dormire al rifugio è sempre una bella esperienza se si fa in 2 giorni. Si potrebbe fare in una giornata evitando di salire al rifugio, o comunque con le elettriche si può fare tutto in una giornata. Un ringraziamento a tutti quanti, un saluto da Michele e arrivederci alla prossima. Ciao!